violento incendio è divampato nel primo pomeriggio a Vedelago all'interno di un deposito privato di Via dei Volti. L'allarme è scattato intorno alle 13. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco arrivate da Castelfranco Veneto e dalla sede centrale di Treviso. Le fiamme hanno coinvolto 5 automobili, un furgone e alcune rotoballe di fieno, ma a preoccupare maggiormente è stata la presenza di alcune bombole di GPL. I pompieri hanno immediatamente avviato le operazioni di raffreddamento per scongiurare il rischio di esplosioni. Ci hanno chiamato più o meno all'una, l'ora di pranzo, vedevano una colonna di fumo a Vedelago, quindi siamo usciti. E arrivati qui addirittura ci avevano detto che probabilmente era la fabbrica qua di cassette in plastica, però meno male che era soltanto un piccolo capannone adibito a ricovero attrezzi e c'era anche qualche balla di fieno. Poi sono state incendiate anche delle autovetture, però diciamo nel giro di un'ora era tutto già sotto controllo. Adesso stiamo con l'aiuto degli operai del comune ci stiamo operando per smassare le balle di fieno e poi spegneremo gli ultimi focolai. Il rogo è stato circoscritto prima che potesse raggiungere gli altri mezzi e il materiale presente nel deposito. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite fino a pomeriggio inoltrato. Sul posto anche carabinieri e polizia locale. Restano ora da stabilire le cause dell'incendio e l'esatta entità dei danni. Per il momento è esclusa l'ipotesi dolosa. Il proprietario del terreno non ha comunque voluto rilasciare dichiarazioni, puntando l'attenzione sulla siccità estrema per la quale basta una piccola disattenzione per scatenare l'inferno.